L'omicidio del favarese Emanuele Ferraro è l'ultimo di una scia troppo lunga che sta lasciando scossa la comunità favarese. Proprio da una sua parte, quella ecclesiale, si è deciso di trovare un modo per dire di no a questi fatti che stanno interessando Favara. Ieri sera in Chiesa Madre, in occasione delle 24 ore per il Signore, i parroci cittadini hanno approfittato del fatto di ritrovarsi insieme per ritagliare un momento di confronto, al fine di riflettere sulla gravità di questo fatto di sangue. Pertanto è stato organizzato per questa sera, ore 18:30, un raduno presso la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Previsti un momento di riflessione e di preghiera sui tragici fatti che hanno colpito la città e una fiaccolata per manifestare contro questi delitti e portare un messaggio di amore e pace. A conclusione della silenziosa marcia, poi una santa messa presso la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, concelebrata da diversi parroci. Sappiamo quello che è avvenuto a Favara e naturalmente è un fatto molto grave e come comunità cristiana il Consiglio pastorale cittadino tramite anche il coordinatore Sutera ha organizzato questa sera una fiaccolata, quindi prima della messa è in programma una fiaccolata per manifestare la nostra indignazione anche come cristiani e fermare questa cultura della violenza che ha avuto negli ultimi tempi diverse espressioni, una città che credo sia sgomenta e mortificata e dobbiamo mobilitarci tutti come Chiesa e dobbiamo mobilitarci tutti come società civile e quindi questa sera speriamo che ci sia una buona partecipazione e invochiamo anche l'aiuto dall'alto perché si fermi questa faida che pare sia in corso e da tutti ci si impegna a fare crescere la cultura della riconciliazione, nella giustizia e nella solidarietà. E quindi qual è il messaggio che la comunità ecclesiale di Favara vuole lanciare ai cittadini, ma soprattutto agli autori di questi gesti? È che la violenza produce altra violenza e a un male non bisogna aggiungere altro male e se siamo cristiani il male non si vince con il male bisogna vincerlo con il bene. Momenti particolari e iniziative come questa, scrive il coordinatore dell'area Padre Pino Puglisi, Gaetano Scorsone, servono a distinguere un impegno civile e una cultura della legalità seriamente testimoniati da approcci, proclami e posizioni di sola facciata. La cittadinanza è invitata, più che a partecipare, a offrire la sua insostituibile e attesa parte. Alla fiaccolata, ha fatto sapere il sindaco Anna Alba, parteciperà anche l'amministrazione comunale.